Pesa e molto l'assenza della telefonia mobile sul Grappa. Nel versante tra Romano e Pieve, nella zona di Campo Croce, i ripetitori sono stati installati, ma non si sa come mai mancano tutti i collegamenti. Chi vive e lavora, si reca in villeggiatura sul nostro massiccio, è totalmente tagliato fuori dal mondo, con pesanti disagi soprattutto in situazioni di emergenza. Ogni anno ci sentiamo dire le stesse cose, verranno messi in funzione, i lavori sono finiti, manca poco. E poi sono 6 anni che dura, sinceramente siamo esasperati, vogliamo delle risposte certe. Se succede un incidente c'è l'impossibilità di avvertire chi di dovere è il 118. Io nel 2016 ho avuto un ictus, ero qui e ci sono volute 4 ore per portarmi in ospedale. Io ho un rifugio a Varossa e ho anche il atterraggio per l'elicottero 118 di Treviso. E se io dovessi avere una persona che sta male, come faccio io a chiamare l'autoambulanza o l'impronto intervento 118? Non posso chiamare. Il Comitato Promozionale Campocroce, presieduto da Maria Teresa Pagnacco, ha raccolto e protocollato quasi 2000 firme per richiedere l'attivazione dei ripetitori, con un nulla di fatto, nonostante l'aumento del turismo sul Grappa. Col fatto che adesso c'è la strada pedemontana veneta, il Monte Grappa è molto più usufruibile anche da zone lontane, diciamo. Però si arriva qua e si è tagliati fuori. Perché questo massiccio non ha un servizio pubblico all'altezza degli altri siti turistici? I politici locali fanno delle iniziative, MAB UNESCO, il marchio Terre d'Asolo e Montegrappa, per promuovere il territorio, però è paradossale che un servizio così fondamentale come quello delle comunicazioni venga in qualche modo messo in secondo piano.